Sono state 7.248 le chiamate ricevute al 113 della questura di Pordenone nel 2013, le denunce e querele ricevute sono state 875, le persone denunciate per delitti 367 e quelle arrestate 35. Sono i numeri principali dell'attività dello scorso anno della Polizia di Stato di Pordenone, illustrati stamani dall'ottimo questore Sergio Cianchi. La dichiarazione. 62 anni di storia sono tanti, però noi non ci sentiamo così vecchi, ci sentiamo adeguati ai tempi e pronti a continuare per altri 162. Un momento comunque di bilancio che vede il nostro ufficio, la Polizia di Stato nella provincia con lusinghieri risultati, che ha fatto mostra di saper intervenire nell'ambito della polizia giudiziaria, così come in tutti i settori di intervento. Un anno difficile, soprattutto verso la fine, per i grandi movimenti che ci sono stati, difficile con il movimento del 9 dicembre, e sul piano industriale per i grandi problemi dell'industria generale ma anche pordenonese, ma che comunque ci ha permesso di affrontare la vicenda in maniera sufficientemente soddisfacente. Anche la parte relativa alla recente invasione pacifica che abbiamo subito in Pordenone da parte degli alpini, che è stata un'esperienza notevole, che anche dal nostro punto di vista, pur comportando un grosso impegno di prevenzione, di assistenza, di attenzione a tutto quello che è cosa, non ha visto poi accadere fatti particolarmente rilevanti. Ancora complimenti al questore. Svolta